Buongiorno amici della pesca, sono Temossi Giorgio e questo è il mio canale Ligurian Fishing Adventure. Quest'oggi un nuovo video dove vedremo e conosceremo meglio una tecnica molto avvincente e particolare, la tecnica con il palloncino. Il video sarà diviso in due parti, una parte iniziale dove risponderò ad alcune domande per farvi capire meglio la tecnica vera e propria. Una seconda parte di video dove invece vi porterò insieme a me in una battuta di pesca che ho fatto recentemente per farvi vedere e mettere in pratica la teoria. Quindi partiamo subito con le domande per capire meglio questa vincente tecnica. Quando viene utilizzata e perché viene utilizzata la tecnica col palloncino? La tecnica col palloncino principalmente viene utilizzata quando vogliamo pescare con l'esca viva e abbiamo la necessità di cercare i predatori sulla lunga distanza. Nessun'altra tecnica ci verrebbe più comoda, la teleferica o la pesca a fondo tradizionale. Sarebbero tutte tecniche abbastanza complesse che non porterebbero la nostra esca viva a una distanza che va dai 50 ai 100, 150, 200 metri a volte. Quindi è una tecnica che ci permette di pescare sulla lunghissima distanza sempre mantenendo l'esca viva. Una seconda domanda, quali sono i vantaggi della pesca con la tecnica del palloncino? Come abbiamo detto in precedenza, i vantaggi sicuramente sono quelli di riuscire a pescare con un'esca viva a una grandissima distanza, mantenendo la stessa esca il più naturale possibile. Difatti, attraverso questa tecnica non dovremo lanciare, di conseguenza la nostra esca non subirà il trauma del lancio, ma sarà semplicemente spinta verso il largo dalla sola forza del vento. Un'altra domanda, quale attrezzatura dobbiamo utilizzare e possiamo utilizzare per pescare con la tecnica del palloncino? Allora, la tecnica del palloncino si utilizza principalmente per la ricerca dei predatori sulla lunga distanza, quindi facendo 1 più 1 possiamo dire benissimo che l'attrezzatura che ci servirà saranno sicuramente canne robuste dai 4 ai 4,50 m abbinate a dei mulinelli abbastanza capienti. Io dico dei mulinelli all'incirca che possono tenere 350 metri di 0,40 andranno già a fare a caso nostro. La scelta di canne telescopiche o di canne in 3 pezzi, di mulinelli fissi o di mulinelli rotanti sarà semplicemente per pura scelta personale. Io personalmente ho provato un po' tutte e due, ma utilizzando fili più spessi posso dirvi che è un po' più complesso utilizzarlo, ma il mulinello rotante sicuramente dà più capacità di filo, ha più capacità di filo al suo interno rispetto a un mulinello fisso. Un mulinello fisso che può tenere un certo quantitativo di filo diventa già un mulinello molto molto grande e molto pesante, mentre già un mulinello rotante non di grandissime dimensioni può tenere sicuramente più filo mantenendo un peso sicuramente minore. Ma ripeto, l'importante è avere un'attrezzatura robusta perché siamo alla ricerca dei predatori. Che sia un mulinello fisso rotante, canna telescopica o 3 pezzi sarà sicuramente una scelta personale perché vi ripeto, quando si parla di attrezzatura e la tecnica del palloncino fa parte di una serie di tecniche come ce ne sono tantissime, sarà semplicemente una scelta personale quella dell'attrezzatura perché sarete semplicemente voi a essere a pescare, non io e nessun altro. Un'altra domanda, quali terminali utilizzare per la tecnica del palloncino? Utilizzeremo sicuramente terminali e ami che andranno in base al pesce che andremo a cercare e all'esca che andremo a utilizzare. Se andremo a cercare dei predatori tra virgolette normali, basterà un normale terminale in fluorocarbon che può variare dallo 0,40 allo 0,60, poi a seconda del pesce che andremo a cercare possiamo anche aumentare il nostro diametro, ma generalmente sono questi e sono anche i diametri dei predatori che possiamo trovare sotto costa. Però mai dire mai, perché in certi luoghi l'incontro con tonni o cose simili non è cosa rara, quindi mi raccomando, per i pesci senza denti, diciamo così, basterà un normale fluorocarbon. Se invece la nostra ricerca sarà il pesce serra, che è un pesce principalmente con una dentatura molto molto tagliente che i nostri fluorocarbon li farà saltare come niente, al nostro terminale dovremo aggiungere un cavetto d'acciaio al quale saranno montati gli ami. La grandezza degli ami invece sarà in base principalmente alla grandezza della nostra esca. Io, se posso darvi un consiglio,
è quello di non appesantire troppo la nostra esca. Capisco che la ricerca di predatori a volte ci porta a utilizzare ami molto grandi, ma è anche vero che un amo molto grande e pesante può, se sproporzionato all'esca, può renderla sicuramente meno viva, meno attiva durante l'azione di pesca e così attirare poco il predatore. O addirittura, se veramente troppo eccessivo, può anche uccidere la nostra esca e rendere completamente vana la nostra azione di pesca. Un'altra domanda: quale esca viva utilizzare per la tecnica del palloncino? Bene, ogni pesce predatore ha le sue preferenze alimentari, cioè il pesce che generalmente va a cacciare nella sua fascia di acqua. Possiamo utilizzare la guglia viva per la ricerca di leceamia o pesci di serra. Possiamo usare il cefalo o la salpa per la ricerca del branzino. Possiamo utilizzare la boga, l'occhiata, il sugarello, una serie di pesci azzurri che sono visibili immediatamente dai nostri predatori, che sono una sorta di jolly, diciamo così, delle esche vive che vanno bene sia per i tonni e per altri tipi di predatori. Un altro consiglio che posso darvi è sicuramente quello di vedere che cosa mangia quel determinato predatore in quel periodo dell'anno. Abbiamo parlato di aguglie, sono pesci che passano in un determinato periodo di tempo durante l'anno. Abbiamo parlato di certi pesci azzurri, il sugarello e quant'altro, sono tutti pesci che ci sono in un determinato periodo dell'anno e di conseguenza i nostri predatori andranno a cercarsi quelli. E pesci jolly, io parlo di pesci jolly quando intendo pesci che vanno bene in tutte le stagioni. Invece il cefalo è un pesce molto semplice da catturare, da tenere in cattività ed è un pesce che si trova tutto l'anno, molto semplice, di piccole e grandi dimensioni. Io suggerisco comunque di, quando si fa questo genere di pesca, di non aver paura di utilizzare esche importanti, perché può succedere veramente di tutto e anche un semplice serra di 1 chilo non avrà sicuramente paura di mangiarsi un cefalo di mezzo chilo. Ultima domanda: quali sono i difetti della tecnica della pesca con il palloncino? Come abbiamo detto in precedenza, la tecnica della pesca col palloncino sfrutta la forza del vento per far uscire la nostra esca. Per tale motivo la nostra pescata sarà completamente vincolata dalla presenza di vento, che assolutamente dovrà essere alle nostre spalle. Ma dobbiamo prendere in considerazione che in una sezione di pesca dove pescheremo diverse ore, il vento cambierà e sposterà inevitabilmente le nostre esche. E per ultimo, se dobbiamo analizzare un altro difetto di questa tecnica, è che essendo in balia del vento costante, sarà abbastanza complesso pescare con più canne, se non in spot particolarmente ampi. Ecco, quindi rispondendo a queste semplici domande in maniera altrettanto semplice, spero di aver risposto ai dubbi più comuni quando si parla della tecnica del palloncino, soprattutto per chi non l'ha mai fatta. E invece in questa seconda parte di video vi porterò con me a pescare e, come vi dico sempre, continuate a seguire il canale, continuate a iscrivervi al canale Ligurian Fishing Adventure, perché le avventure non finiscono mai.